Quanti femminicidi stanno succedendo? Non si può bere più su dove giornale. L'uomo c'è pure papà. L'uomo non si vede a così. Se proprio una donna non vuole stare con un uomo, cari uomini, ma lasciamo perdere. Pure io, prima che mi sposassi, litigavo, ma ci spartuto. Cioè, io non sono mai stato sposato, però la donna può decidere, o come l'uomo anche lui può decidere all'improvviso di non volere bene, no? Ma la possessività non serve a nessuno. Per me, quando si tocca una femmina, lasciatemi dire questo termine, questa parola, e non mi merito. Però certi film hanno capito pure che l'uomo, perché ripeto, oggi quando c'è una separazione sono figli, lo fai vedere, non lo fai vedere, e questa è la cosa più brutta. Un figlio è di tutti e due, pure se uno ti lascia, si vive una via d'incontro, perché i figli stanno sempre lì. Perciò viva l'amore e viva le donne, facciamo un grosso applauso. Ci tenevo ad aprire questa parentesi perché per me ho trovato una grande donna, questo ve lo voglio dire con voi. Non posso riprendere